Il gruppo di amici si ricerca sempre ogni anno anche registi di alto livello, quindi lo spettacolo è assicurato perché anche se viene rappresentato appunto la passione e morte di Cristo, quindi è una rappresentazione che ha diciamo, le caratteristiche cristiane, è rivolta a tutto il pubblico perché il messaggio che dà è sicuramente coinvolgente per tutti. Una delle curiosità che è emersa rispetto a questa edizione è anche che ci saranno delle incursioni letterarie tratte da testi di scrittrici e scrittori friulani del Novecento. Applauso agli amici Giconico e alla regia perché ricercano ogni anno di dare dei messaggi speciali proprio contestualizzati anche al nostro territorio e quindi molto spesso quello che loro rappresentano quella sera viene, non dico tenuto nascosto, ma viene diciamo, tenuto diciamo, agli addetti ai lavori fino all'ultima ora, proprio per garantire sempre una sorpresa e un momento importante per tutto il nostro paese. Dal punto di vista logistico, quali consigli anche dà? Lo spettacolo inizierà verso le 21, per cui è meglio arrivare anche mezz'ora, tre quarti d'ora prima.